Buona giornata a tutti, buon primo maggio, buon festa del lavoro e buona festa dei lavoratori. E infatti noi siamo qui che stiamo lavorando, anche se per carità a distanza. Sì, e Ecco, comunque noi non facciamo peccato, come è uscito in queste ore, perché essendo dei volontari, Mario, e quindi non siamo pagati, possiamo lavorare tranquillamente senza è vero anche quello. che nessuno ci accusi di niente, insomma, ecco. Esatto, esatto, esatto. Allora, siamo qui oggi per fare un po' di chiarezza, darvi dei numeri sulle le ultime notizie, le ultime informazioni sui numeri reali del FIR. Vai Luigi, perché sentite, ascoltate, vi dico già adesso, condividete, prendete il video, condividetelo subito ancora prima perché sono numeri importanti, veramente. Vai Luigi. Sì, e ci aiutano a capire, la situazione Sì. che andremo ad affrontare, no? Sui residui del FIR. Quindi capiamo i numeri per capire come è la gestione dei residui. Allora, distribuiti risultano 1 miliardo e 13 milioni di euro, di cui 900 milioni sono stati dati a 125 mila azionisti. Solo di questi, solo 1000 e qualcosa hanno ricevuto il tetto massimo di 100.000 euro. Euro. Ok? Che vuol dire Quindi lo c'è 0, un qualcosa per cento, 0,8, 0,9. 0,89 vi Sì, fatto il una conto. roba del genere, sì. Di questi, quindi, del totale di 1 miliardo 535 milioni, sono avanzati più di 500 milioni, tra quelli poi dati a Consap per la elaborazione delle domande, sono rimasti circa 530 milioni di euro. Di euro, sì. Tra tutti i 144.000 domande, gli esclusi non sono più 4.000, ma sono Sì. 3.080. Vero Mario? Sì, perché in circa un migliaio di posizioni, più o meno, sono state bene o male risolte. C'era gente che magari non aveva presentato, che ne so, un documento estratto posizione azionaria libro soci, ne dico uno a caso. C'era gente che aveva ricevuto meno e poi Consap ha rettificato, per cui gli ha dato la cifra corretta. E tutte queste persone magari erano state escluse perché o mancava un documento, o mancava una carta, insomma, adesso è stata risolta questa cosa, per cui 1000 posizioni circa Sono sono stati fatti state dei risolte. ricorsi a Sì, Consap, anche certo, grazie a dei professionisti, assolutamente e sì. hanno rivisto molte posizioni. Questo è stato è importante sottolinearlo perché è Certo. molto utile, no? Perché quando si parla di esclusi si pensa sempre a chissà, qualcuno in malafede pensa sempre che ci siano anche altri in malafede. Invece c'è gente che, No, poveretta, non aveva ricevuto i documenti in tempo dalla banca e vero? quindi era stata esclusa dal rimborso, ma non era per colpa propria, era per colpa di qualcuno che non aveva rispettato i tempi, oppure avevano sbagliato a digitare qualcosa e quindi gli era stato dato meno, molto meno. Molto Qualcuno al posto meno. di scrivere Esatto. 1000 azioni aveva scritto 100, qualcuno al posto di scrivere valore 62 euro aveva scritto 6 euro. Quindi capite che sono Esatto. tutte cose che sono state molto utili, quindi il ricorso, come ha detto Mario, ha recuperato oltre È 1000 servito. posizioni. Questo ci rende felici. Ok, c'è da dire una cosa però Mario in linea su questo, che queste posizioni sono state recuperate, però che ci risulti, nessun euro è stato erogato anche se le No, posizioni sono state recuperate, perché no. c'è un blocco Sì, formalmente se non erro, dalla fine dell'anno, insomma, più o meno, insomma. non è più stato erogato neanche una lira. Su Esatto. questo dobbiamo approfondire il perché, anche se mezza idea ce l'abbiamo, insomma. Mm. Quindi è importante capire che restano più di 500 milioni. Ah, tra l'altro, di queste cifre che vi ho detto, quindi 1 miliardo e 13 e 900 milioni distribuiti solo ad azionisti, ovviamente il resto è stato dato ad obbligazionisti, ok? Quindi la differenza c'è per quello. Più dell'80% è arrivato a risparmiatori, banche, venete. Quindi se facciamo un conto, siamo a oltre 900 milioni, Esatto. 800 rotti milioni già arrivati, 800 rotti milioni, ok? Già arrivati ai risparmiatori banche venete. Se riusciamo a far distribuire anche i restanti 530 milioni, arriviamo a oltre 1 miliardo e 100, 1 miliardo e 2 da dare ai risparmiatori banche venete. Quindi questa è una battaglia che deve coinvolgere, sta coinvolgendo il territorio
anche i sindaci, moltissimi hanno aderito, certo. Arzignano, Bassano, Schio, Vicenza. Continueremo a sollecitare il territorio perché devono aderire, dobbiamo fare pressione tutti insieme, abbiamo bisogno di tutti. Qualche associazione ci sta dando una mano, hanno aderito Sì. all'iniziativa sulle LCA di Veneto Banca, 12 associazioni ci stanno dando una mano e si stanno aggiungendo. Qualcun'altra si è persa per strada perché sta pensando solo alle elezioni, perché sapete, in Italia ogni anno e mezzo c'è un'elezione, qualcuno sta pensando solo alle elezioni, non le abbiamo più viste, non le abbiamo più sentite, probabilmente se perderanno le elezioni ritorneranno in campo Sì, e si faranno esatto. vedere. Però il problema è che la scadenza di giugno è vicina, la scadenza di giugno è vicina, quindi dobbiamo muoverci in blocco Velocemente. e tutti uniti velocemente prima di giugno per portare a casa il risultato, avendo chiaro i numeri in testa. Quindi è possibile portarsi a casa i 540 milioni rimanenti, è possibile aumentare il residuo, il rimborso del FIR a oltre il 30%, vero Mario? Assolutamente, assolutamente sì. E se mi permetti, anticipiamo già che ritorneremo sul territorio ed è importantissimo partecipare. Vi daremo le informazioni perché le informazioni su dove andremo, cosa faremo, ma è importante partecipare perché le informazioni che daremo lì sono importantissime e non ve le danno per TV, per radio, sui giornali, ma non perché spesso e volentieri non per cattiva volontà, ma anche perché non c'è lo spazio, non puoi fare un'ora per televisione su un argomento ogni santissimo giorno, ogni santissima settimana. Spesso e volentieri sono notizie molto veloci, no? E invece noi faremo delle serate informative, delle giornate informative, delle ore informative in cui vi daremo tutte le informazioni possibili e immaginabili su questa vicenda che interessa, io dico sempre, non solo quelli che hanno perso soldi delle banche venete, ma tutti. Perché guardate che se guardate nel vostro portafoglio trovate euro che arrivano dall'Olanda, dalla Germania, i soldi girano. Se abbiamo più soldi in tasca tutti, ce n'è più per tutti. Per cui anche chi magari non ha perso, è stato fortunato e non ha perso soldi, ma che si informi su queste cose perché non devono succedere più. Questo è Sì, il mio dopo pensiero. aggiungiamo anche una cosa, è fondamentale che vengano alle nostre riunioni, quando ci vedono nel territorio, a sentire informazioni, quindi ad informarsi, Eh sì, anche quelli che si sono fatti il FIR per conto loro. sì, Sono stati molto bravi, assolutamente. siete stati molto bravi, ok, a farvi il FIR per conto vostro, però quello che dico è che se venite ad informarvi su qual è la situazione e ci aiutate a fare pressione, è più facile che la situazione si Molto più sblocchi, i facile. soldi arrivino prima. Poi sottolineo un'altra cosa, stiamo mettendo il naso dentro le LCA, quelle di Veneto Banca, soprattutto in questa situazione. Negli incontri ne parleremo in maniera approfondita, perché ci sono centinaia di milioni che sono gestiti, che stanno per essere gestiti da LCA e che sono già stati gestiti da LCA in partecipazioni del territorio. Quindi fregarsene vuol dire fregarsene di una ricchezza che fa parte del territorio per chi si è Assolutamente. insinuato al passivo, ma non solo per chi si è insinuato al passivo, sono comunque ricchezze di quella banca Per e forza. quindi chi aveva azioni di quella banca è giusto che sappia, si informi su qual è la situazione della gestione di quella LCA, quella liquidazione, che ripeto, all'interno ha centinaia di milioni in partecipazioni e quindi è giusto che il territorio faccia sentire il proprio interesse a dei commissari che stanno facendo un lavoro, secondo noi, secondo me, in maniera poco trasparente. Sul sito si legge, si vede e si capisce poco o nulla. Ok? Quindi continuate a seguirci. Mario, grazie mille che anche il 1° maggio sei qui a supportare Siamo qui. tutto il lavoro. Sei fondamentale come sempre. I nostri numeri sono qua dietro, quindi se volete contattarci è lì dietro. Quando possiamo rispondiamo, voi continuate a chiamare, ovviamente. I nostri canali Telegram, noi che credevamo news, il nostro Facebook, noi che credevamo, o la nostra canale YouTube, noi che Noi che credevamo. credevamo. Iscrivetevi e la Iscrivetevi. pagina Facebook, andatela a vedere perché Facebook ha cambiato gli algoritmi e non sempre vi appaiono le Esatto. notizie. Esatto. Quindi cliccate e fate cliccare. Bisogna interagire, bisogna scrivere un commentino, altrimenti non ricevete le informazioni, non ricevete le notifiche, perché Facebook è cambiata. Per cui andate un Grazie mille. commentino veloce, però fatelo. Grazie mille, Fatelo. condividete e Grazie buona mille. giornata. Arrivederci.